Il trasporto pubblico locale viene finanziato principalmente dallo Stato attraverso l'erogazione di fondi, il Fondo Nazionale per il Trasporto. Sono circa 5 miliardi, se non ricordo male, a livello nazionale, che vengono suddivisi tra tutte le regioni italiane. E sono suddivisi sulla base di quote ben precise: rotaia, gomma, acqua. Una regione poi può prendere queste risorse e decidere se fermarsi lì o aggiungerne di suo. Provi a indovinare la regione del Veneto se aggiunge risorse al fondo del trasporto pubblico locale. Sì, ha aggiunto, non dire bugie. Quando? Quest'anno le ha aggiunto. Quest'anno arrivo. Quest'anno ha aggiunto. Il governo ha stanziato i 5 miliardi a livello nazionale, ha mandato subito la prima tranche a gennaio in anticipo, poi col decreto Cura Italia ne ha stanziati altri 400 che dovevano appunto servire in parte per sanare il problema delle società di trasporto che erano rimaste ferme, quindi non vedevano, e sono finiti quasi tutti là. Quasi tutti, e in parte avrebbero dovuto integrare il trasporto pubblico locale. Ovviamente di questi 400 milioni una quota significativa è andata a pagare i ristori. La Regione del Veneto ha aggiunto 8,4 milioni che non sono della Regione del Veneto, sono risparmi degli anni precedenti di riserva del Fondo Nazionale. Quindi lo Stato ci aveva dato i soldi, noi li avevamo spesi tutti, ce n'erano avanzati un po' e viva Dio, ma non li abbiamo spesi perché gli accordi con le province e i comuni per attivare le corse aggiuntive sono state fatte poche e in grave ritardo, perché a metà ottobre ancora molte province non avevano attivato le famose corse supplementari, perché è difficile, non mi rendo conto. Però anche basta con questa cosa che la responsabilità è sempre da un'altra parte. Cerchiamo adesso di essere preparati per ciò che sta arrivando, perché se deve essere il 7 di gennaio, è il 7 di gennaio bisogna che il trasporto pubblico locale sia messo in sicurezza,